Lunedì 27 novembre si chiuderà la partita del nuovo ospedale di Padova. Questa è la data imposta dal governatore Zaia al termine del tavolo tecnico oggi a Palazzo Balbi con il sindaco, la provincia, l'università, l'azienda ospedaliera e l'Istituto Oncologico Veneto. Attualmente sul tavolo ci sono, oltre all'ipotesi di Padova Est, quella del comune di Padova con la nuova proposta di edificazione sul sito attuale, poi c'è anche l'ulteriore novità con l'esplorazione dell'area dell'ex ospedale ai Colli. Penso che il sindaco oggi abbia potuto notare che dalla spiegazione, dalla presentazione del progresso, delle analisi tecniche che si sono fatte, si è lavorato sodo, si è lavorato con serietà e per cui le motivazioni per cui ci portano a dire nuovo fuori su nuova area sono supportate dai tecnici. Il sindaco di Padova invece rimane convinto del suo progetto di nuovo sul sito attuale. Come amministrazione di Padova sono convinto del nostro piano, che non è difficile, è molto difficile montarlo, sia in termini di tempi che in termini di costi. Se si vogliono fare due ospedali, evidentemente c'è la copertura economica, ma non mi è chiaro questo. Io dico l'ospedale di Padova resta a Padova e dopo vediamo come va. Se verrà smontato dai tecnici, Giordani si dice pronto a fare un passo indietro. Resta però il nodo della cessione gratuita delle aree di Padova Est, definita dal sindaco un danno erariale, anche se Regione e Università hanno firmato. Padova non può perdere l'ospedale, questo il sindaco lo deve tenere in considerazione quando si siederà nuovamente intorno al tavolo istituzionale.